Bene, rimaniamo in tema di enogastronomia, andiamo a focalizzare la nostra attenzione su un fenomeno del momento che sta girando davvero i palati di tutto il mondo. Stiamo parlando del Prosecco DOC Rosé. Il Prosecco DOC non è solo un vino di tendenza, ma il risultato di una puntuale ricerca dove qualità e innovazione sono obiettivi perseguiti fin dalla fondazione del Consorzio di tutela. Un riconoscimento globale che si conferma anche nella nuova punta di diamante, il Prosecco DOC Rosé, risultato di ricerche e studi che hanno permesso di proporre al mercato un prodotto eccellente. Il progetto sta dando veramente grandi soddisfazioni, non solo dal punto di vista dell'accoglimento da parte del consumatore, da quello che può essere il risultato dei volumi che vengono prodotti, ma la più grande soddisfazione è che un prodotto nuovo, una tipologia nuova che si è affacciata da poco nel mercato, riesca a cogliere veramente un riconoscimento così importante da parte degli operatori, ricevendo premi da parte della critica. Ecco, questo per me è il risultato più bello, al di là dei numeri, del successo, ma il successo qualitativo è quello che mi fa più piacere. Possiamo dire di essere andati oltre le aspettative, riscuotendo un grande successo a livello commerciale tra gli operatori del settore, ma anche a livello di critiche e recensioni molto positive da parte della stampa nazionale e internazionale. Sicuramente Rosé ha trovato la misura anche per quanto riguarda la qualità del prodotto che stiamo riscontrando, nonostante sia un prodotto così giovane. Veramente i produttori hanno fatto un ottimo lavoro su questo e hanno portato un importante segnale di quello che può essere interpretare il bisogno di chi consuma il vino. Interpretare l'andamento del mercato e favorire lo sviluppo della denominazione, questo è l'obiettivo che il Consorzio ha perseguito. Una ricetta che è frutto di tradizione, è frutto di ricerca, ma anche di innovazione e attenzione verso il mercato e il consumatore, sull'onda dei due grandi trend del momento, il Prosecco e i vini rosé. Un trend di successo che corona un iter burocratico lungo e tortuoso iniziato nel 2018 con le prime prove di vinificazione, ma che continua giorno dopo giorno attraverso una puntuale ricerca. Abbiamo cercato di dare una caratterizzazione cromatica del Prosecco Rosé, quindi i campioni sono stati analizzati, sono stati fotografati e catalogati. Abbiamo interfacciato il risultato delle nostre analisi chimiche, fisiche, oggettive con un'analisi soggettiva dei degustatori. Dati che hanno permesso di stilare linee guida utili a produttori e vinificatori. Questo serve ai produttori per avere dei parametri con cui potersi confrontare e permette anche di avere una certa omogeneità della caratteristica cromatica che si vuole dare a questo Prosecco Rosé.